di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. E questo ci hanno insegnato anche la nostra economia, i nostri imprenditori. Se si fossero chiusi all'interno del nostro mercato, oggi saremmo qui a piangere lacrime amare. Sono andati a conquistare i mercati dell'est, i mercati del nord, dappertutto. Perché? Perché c'è la voglia di fare, c'è la voglia di combattere, c'è la voglia di andare a conquistare nuovi mondi. Questo abbiamo nel nostro cuore, altro che restringersi nel piccolo campanile. E ai nostri figli noi sì vogliamo insegnare il dialetto, ma il dialetto ce lo insegnano i nostri genitori, i nostri nonni, con tutto quello che c'è dietro il dialetto, le tradizioni, i popolari, i valori. Noi i nostri figli, se il dialetto viene insegnato nelle famiglie, ai nostri figli a scuola dovremmo insegnare di più l'inglese, perché l'inglese sono le lingue estere che permettono di vivere in questa società ormai aperta. Certo, se ci si allarga troppo c'è paura, ma teniamoci stretti, superiamo la paura con cosa? Con la voglia di fare, con la voglia di lavorare, con la voglia che abbiamo tutti di star meglio, e per star meglio dovremo uscire dallo stretto del campanile. Ecco, ci sono queste preoccupazioni, ma io sono convinto che queste preoccupazioni verranno superate non solo nelle segrete stanze, verranno superate perché la gente queste cose le ha nel cuore. E la gente darà tanto consenso a questo partito e agli uomini che questo partito rappresentano, che non ci saranno più problemi o nuvole di questa natura. Più forza ha questo partito, per carità, con tanti problemi a livello nazionale, non presentano le liste e quello e così via. I partiti sono fatti dagli uomini però. E noi in Veneto abbiamo questo cuore e questo nella nostra testa. Se vogliamo sul serio portare avanti questi valori, allora è, utile, non necessario, è utile rafforzare questo partito e all'interno del partito rafforzare quelle persone che hanno lavorato, che hanno questi valori nel loro cuore, no che vanno in giro a parlare male degli altri candidati. Coloro i quali parlano in positivo hanno dimostrato di lavorare in positivo e hanno intenzione nei prossimi 5 anni di continuare a lavorare in positivo, dimostrandolo con i fatti, non con le parole o con le interpellanze che vengono presentate in Consiglio regionale. Sono carta straccia, perché ai nostri concittadini delle interpellanze e delle maldicenze non se ne fanno nulla. Allora sulla base dei fatti date una forza a chi in questi anni ha lavorato anche per questo territorio. Vedete, mi avevano chiesto di andare in listino bloccato. Listino bloccato sono quelle persone che vanno alle cari Puglia a Roma, sono i raccomandati che poi vengono qui nelle liste regionali, passano automaticamente senza chiedere il consenso ai cittadini. Io l'ho rifiutato. Primo, perché io non ho mai approfittato delle raccomandazioni e non sono un raccomandato. Mi sono costruito da solo come voi. Provengo da una famiglia contadina, da una famiglia operaia e i miei mi hanno insegnato la dignità del lavoro. E voi ho stretto tutte le mani questa sera. Vi conosco uno a uno e voi mi insegnate che la dignità del lavoro è la prima cosa, il primo patrimonio che ognuno di noi ha. Le vostre mani non sono lascive, le vostre mani sono di persone che si sono fatte da sole, che si sono costruite e che hanno 2 palle così. Questo me l'avete insegnato voi e io questo me l'ho insegnato voi e la mia famiglia, e questo ho nel cuore e nella testa. Quindi non voglio essere raccomandato e non voglio andare alle cari Puglia a Roma.
perché voi avete dato a me un consenso che ci permette di governare senza dover inchinarsi a nessuno, né a Roma né a Milano né nelle altre parti del nostro territorio. Ecco perché ho chiesto di non andare in listino bloccato, ma di fare la corsa elettorale, perché credo che ogni politico, ogni 5 anni, debba essere sottoposto al giudizio della gente. È la democrazia questa. Se ha fatto bene viene riconfermato, se ha fatto male va mandato a casa, a calcioni, perché se lo merita. Io sono qua a chiedere l'aiuto a voi. Questi anni ho cercato di dare a questo territorio, in questi anni ho cercato di lavorare per questo territorio. Io sono a chiedere a voi oggi di darmi la possibilità di continuare in questa meravigliosa esperienza. Io credo che nessuno di voi che mi ha dato il consenso nel 2000 e nel 2005 si sia pentito di aver scritto Renato Chisso. E allora, sulla base di questo, vi prego di aiutarmi non per me, che, come dire, sono lì, ma per le vostre idee, perché essendo lì ho la possibilità di concretizzare quanto ci siamo detti prima, di dare la voglia di dare una prospettiva al nostro territorio, di dare un futuro alle nostre famiglie e alle nostre imprese, di cominciare a ritornare a sognare, a progettare e a dare un futuro ai nostri figli. Questo è quello che abbiamo nel cuore ed è per questo che vi chiedo una mano, non per riscaldare una sedia, non per fare grandi ragionamenti o per fare bei ragionamenti in Consiglio regionale, ma per lavorare sodo tutti i giorni, così come in questi 10 anni abbiamo fatto. Vi ringrazio per questo. Vi prometto che nei prossimi 5 continuerò con la stessa lena, anzi di più, perché è l'ora di smetterla, perché mi hanno un po' rotto, è ora di smetterla con quei personaggi che vanno in giro a parlare male di altri, che facciano il loro lavoro, che vengano tra la gente a prendere i soliti che sono i soliti che privilegiano le segrete stanze rispetto a parlare in faccia alla gente, chiedere l'umiltà di chiedere per favore datemi una mano, io vi ricambierò in questa maniera. Devono avere l'umiltà di chiederla, io ce l'ho perché sono uno di voi. Vi dico già grazie oggi, grazie per quello che potete fare, grazie per l'aiuto che mi date, grazie per convincere le altre persone a dare una preferenza. Lo fate per voi, per me, per le vostre famiglie e per i vostri figli. Grazie.